artistico che tu sei impegnato, questa vignetta che piace, hai fatto una fiera a Napoli, una fiera è finita adesso, Nozze Intera a Caserta. Nozze Intera dove sono stati ospiti testimonial da Francesco Testi, Roberto Farnesi e Cristina Piccino. Benissimo. Tra l'altro durante diciamo dopo perché comunque è una cosa che accade tutti i giorni. Poi ci sentiamo dall'azienda della fiera che dicono guarda, vieni fuori, passa della tua zona Biaggi, dove c'è Laura che c'è una sorpresa per te. No, ma che è stata sorpresa, passo di là e vedo il mio tavolo con il figliaio. Quanti giorni sarà? 15 giorni. Mi hanno fatto questo lancio, essendo il comune mi ha detto guarda, se comunque non hai capito della fiera, abbiamo deciso di farti questo lancio, di regalarti questo davvero pubblicitario in modo che la gente ti vede, passa e magari ti identifica. Una grande soddisfazione, tanti anni, sì, perché comunque passare in Italia, io un po' d'avventura, la gente si firma, gli amici ti chiamano, dico quando ho visto là, cioè, è una bella veramente, cioè, una bella e grande soddisfazione. Poi fiera è sempre in giro, a Ibiza, poi è stata a Napoli, Caserta, non so, attacchi a Benevento, a febbraio, una fiera di 3 giorni, la prima settimana di febbraio a Amsterdam, precisamente a Damasco, cioè sarebbe stato in giro dove tutti gli artisti espongono. Ciro, voglio sapere una cosa importante. Tu hai avuto veramente, stai avendo in questo periodo veramente tanta notorietà, se si può chiamare, ma anche da parte del pubblico. Io credo che parte tutto dal fatto dell'umiltà, perché come sai, lo lascio giudicare alle persone, però è il fattore che comunque è intrinseco che mi muove, è quello che avere questa passione e farlo con passione, qualsiasi lavoro che non diciamo niente. Poi l'umiltà bene, è la prima cosa, bisogna anche creare terroristi. con l'unità che si cresce professionalmente. Assolutamente, perché senza quella non è da nessuna parte, come tanti critici che credono che sono già arrivati, ma non sono nemmeno al punto di partenza. Ciro, quanti giorni hai fatto a Napoli e quanti ne hai fatti a Caserta? A Napoli, sono stato anche a Rettorano, a Bella Campoliere, con la fiera di sposo, che poi io ho curato tutta la parte grafica della fiera, anche lì una grande soddisfazione perché vedendo tutti i prezzi della fiera, inerenti alla fiera, un po' in giro per tutta Napoli e provincia. Lì ho fatto la fiera, sono stato 6 giorni a discutere, poi mi sono stato anche a Malamusso col Cremare, qualche 7 mesi fa, e adesso sono stato ieri, è stato l'ultimo giorno, non si viene a casa. Adesso sarà Benevento. Sono sempre tutti in progress, perché adesso a breve sarà a Benevento 2 giorni, se non sbaglio, 24, 27 e poi attacchi nei giorni di Natale. Sì, i mercatini insomma natalizi che sarò lì con la mia casetta e il mio bungalow dove ti hanno fatto anche la casetta e si fanno fare la caricatura. Benissimo, allora facciamo vedere un attimo al centro questo studio, facciamo vedere questo sono qui. Questa qui noi la metteremo dietro di noi, ovviamente insieme a quella là che già mi ha dato quella piccola che siamo io e Giussi, la metteremo dietro di noi a show napoletano. Alle 9:19 tutti i lunedì stanno sempre qua con i brillanti, scialò, le stelle e i monumenti. Noi siamo qui ovviamente a deliziare il nostro pubblico, giusto Mirko Stella che sei in studio? Tu sei positivo C. È positivo C, bravo. E noi abbiamo, voi penso che avete capito che abbiamo pure in studio, abbiamo anche di Nattanasio, tanti ospiti, perché a noi fa piacere stare tutti insieme per una grande trasmissione. Signore, voglio dire una cosa, Cino, noi siamo anche in diretta Facebook questa sera, quindi sulla pagina Show Napoletano stanno vedendo tutto quello che stiamo facendo. Quindi Ciro, io ti auguro ancora tanto successo, grazie di bocca per Amsterdam, per Benevento e per tanti. L'ultima domanda, più o meno ad occhio, quante persone hai fatto la caricatura in queste fiere? In queste fiere parti sempre comunque in un giorno realizzo sempre una centinaia di caricature. Sono 7-8 giorni, 5 giorni, penso che quasi 1000 a settimana. Mamma mia.
Signore e signori, ci mette giusto 2-3 minuti a fare realizzare la caricatura del stile fumetto. certo, infatti so che l'hai fatta anche ad un amico, Vincenzo Maio, che ti aspettava e voleva la caricatura. Signore e signori, Ciro Sciarova,